Ci siamo proposti come fondazione, ma anche come amministrazione comunale, di dare il giusto peso e il giusto riconoscimento a questo nostro concittadino. Ci siamo sempre detti, Favara è stata una fucina di grandi personaggi, da Ambrosini, passando per il Barone Mendola, Antonio Rossello e quant'altri, e fra questi annoveriamo pure Calogero Marrone, che non molti purtroppo conoscono nel nostro territorio. Lo scopo della fondazione è proprio questo: far conoscere questo grande personaggio e soprattutto tramite lui spiegare un periodo storico che è stato veramente per la nostra nazione, ma per l'intera Europa, terribile. A lui è dedicata una importante piazza di Favara. Sì, noi infatti uno dei primi atti che ho fatto come amministrazione, e oggi la inaugureremo ufficialmente, il 18 la inaugureremo ufficialmente, è proprio quella di dedicare una piazza importante a Calogero Marrone. Ci è sembrato quantomeno doveroso. A Varese, città dove lui ha operato, ha dedicate vie, ha dedicati murales, è annoverato tra i cittadini illustri di quella città. Mi sembrava doveroso e un obbligo per tutti i cittadini di Favara ricordarlo nel modo giusto a Favara. Quindi dedicheremo ex Piazza della Vittoria a Calogero Marrone, e quindi venerdì mattina il 18 faremo questa inaugurazione ufficiale con la scopertura della targa, di un mini monumento che ricorda la figura, e poi nel pomeriggio approfondiremo la figura di Marrone in un convegno importante. Abbiamo invitato tantissime personalità, ci saranno rappresentanti anche del comune di Varese, della regione, il prefetto sarà presente, ripeto, per dare il giusto lustro. Saranno iniziative fatte con i ragazzi, con i giovani, la mattina con le scuole, con gli istituti comprensivi, il pomeriggio con le superiori, proprio per dare il segno tangibile che Favara vuole ricordare ed è orgogliosa di questo suo grande personaggio. La fondazione è una fondazione che è nata, diciamo, tenendo conto del lavoro già svolto dall'Istituto Studio e Ricerca Calogero Marrone, che non a caso è socio fondatore della fondazione assieme al comune di Favara. La fondazione sta facendo tantissimo lavoro, già diciamo in pochi mesi, quasi un anno e mezzo circa, abbiamo fatto un sacco di manifestazioni importanti, l'incontro sempre con le scuole che per noi è diciamo davvero eccezionale, e poi quest'anno abbiamo pure deciso di dare un premio ai ragazzi delle scuole medie superiori che sono stati segnalati dai dirigenti scolastici per meriti particolari, lo studio, il voto, la condotta, la conoscenza anche della storia. Questi ragazzi visiteranno proprio il giorno dal 25 al 28 i luoghi di Marrone. E quali sono i luoghi di Marrone? Sono essenzialmente il comune di Varese, dove lui lavorava e dove ha salvato centinaia e centinaia di ebrei. L'altro è sicuramente Dachau, che è il luogo dove lui è stato, diciamo, deportato in quel campo di concentramento, dove poi alla fine è morto. Tra questi due luoghi ne abbiamo aggiunto un altro, che è quello di Milano, perché andremo a visitare il Giardino dei Giusti e il binario 21, da dove partivano i treni che deportavano gli antifascisti, diciamo, nei campi di concentramento.